Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Una clamorosa svolta nella vicenda delle presunte molestie di Joe Formaggio alla consigliera della Lega Milena Cecchetto. I due esponenti politici di Fratelli d'Italia e della Lega hanno trovato un accordo, vanno verso la riconciliazione, non ci saranno quindi conseguenze sul versante penale. Vediamo subito in diretta da Vicenza, in esclusiva, Carlo Alberto Inghilleri con l'avvocato Francesca Rigato che difende Formaggio. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. Joe Formaggio e Milena Cecchetto sono loro i protagonisti di una vicenda che ha fatto scalpore in Veneto, con la consigliera regionale della Lega che ha accusato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia di averla molestata. Presunte molestie perché, lo ricordiamo, non c'è stata nessuna sentenza passata in giudicato. Il processo, se c'è stato, è stato un processo mediatico che comunque ha portato a delle conseguenze. Sì, perché il consigliere regionale Joe Formaggio è stato sospeso dalle sue funzioni in consiglio regionale per 5 giorni. Sulla vicenda poi è calato il silenzio, fino a oggi, quando l'avvocato Francesca Rigato, che ringrazio per essere qui, legale rappresentante di Joe Formaggio, ha deciso appunto di rompere il silenzio, portandoci la voce di Joe Formaggio con un messaggio, con un comunicato a cui darà lettura per la prima volta, in anteprima assoluta, per il gruppo Media Nord-Est. Prego. Sì, appunto, in qualità di difensore di Joe Formaggio ho l'incarico di leggere questo comunicato stampa. Il signor Joe Formaggio dichiara quanto segue. In merito ai fatti accaduti nel pomeriggio del 7 marzo 2023 all'interno di Palazzo Ferrofini a Venezia, io sottoscritto Joe Formaggio dichiaro che il comportamento mantenuto nei confronti della consigliera Milena Cecchetto è stato inappropriato e fuori luogo. Intendo pertanto con questo comunicato rivolgere le mie formali e sentite scuse alla signora Milena Cecchetto per quanto fatto, impegnandomi a non tenere più atteggiamenti come quelli posti in essere lo scorso 7 marzo 2023 all'interno di Palazzo Ferrofini a Venezia. Mi impegno per il futuro ad astenermi da ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare disagio e o imbarazzo a chi che sia. Voglio infine precisare come, nonostante io abbia offerto alla signora Cecchetto un riconoscimento per il disagio morale subito, lei abbia declinato, preferendo invece devolvere la somma che avevo preventivato, pari ad euro 10.000, ad un'associazione impegnata nella lotta alla violenza contro le donne e dalla Cecchetto medesima indicata, allo scopo di tangibile e concreta vicinanza a chi si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. Ecco, questo è il messaggio di Joe Formaggio, in cui chiede scusa ancora una volta per queste presunte molestie avvenute nell'atrio di Palazzo Ferrofini, proprio davanti all'aula del Consiglio regionale, e si impegna anche a devolvere una somma di 10.000 euro per un'associazione che si occupa di violenza sulle donne. Esatto, quindi noi riteniamo che dopo questo mese di silenzio che io ho caldamente consigliato al mio assistito, con questa lettura del comunicato stampa di oggi, io spero che tutti insomma speriamo che la vicenda possa andare a concludersi con nel miglior modo possibile. Quindi le scuse del mio assistito sono sentite e vanno ad aggiungersi a quelle già fatte nell'immediatezza dei fatti. Questa volta sono state meditate anche a fronte di tutto quanto è accaduto appunto in questo mese, quindi confidiamo che la vicenda possa ritenersi conclusa. Bene, io ringrazio l'avvocato Francesca Rigato. Vi ricordo ovviamente che questa sera nel nostro telegiornale approfondiremo questa vicenda. Non sentiremo Joe Formaggio, in questo momento non parla. È meglio che il mio assistito in questo momento mantenga il silenzio e mi ha solo detto di augurare a tutti voi buona Pasqua, ma vi chiedo di non interpellarlo in questo momento. Grazie mille. Al posto suo ha parlato lei. Io. Benissimo, la ringrazio. Direi che da Vicenza è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo Alberto Inghilleri, l'avvocato Rigato, che sarà a Focus questa sera. Ricordo che è un'esclusiva di Rete Veneta, è la prima volta che esce questa notizia della riconciliazione tra i due, con i dettagli che l'avvocato Rigato ha messo in evidenza. Oggi l'inaugurazione della Pedemontana, lo svincolo che collega questa grande arteria stradale all'A27 a Spresiano, è un'inaugurazione in pompa magna con Salvini, con Zaia.
Ci collegheremo tra pochissimo con Lina Paronetto in diretta per vedere come sta andando la cerimonia dell'inaugurazione, ma intanto ci sono categorie che chiedono che la Pedemontana venga ottimizzata, venga sfruttata nel migliore dei modi e soprattutto che i pedaggi possano calare. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. L'abbattimento dei pedaggi da una parte, il rapido completamento dell'infrastruttura dall'altro. Alla vigilia dell'inaugurazione dell'atteso collegamento tra Pedemontana e A27 sono associazioni di categoria e ordini professionali a chiedere alla Regione di rendere realmente utile al territorio la nuova superstrada. Da Treviso gli artigiani della CNA invocano pedaggi gratuiti nei tratti compresi tra 2 caselli dopo quello d'ingresso. In questa maniera favoriremo l'utilizzo della strada da parte di quei soggetti che ad oggi non la prendono perché è troppo costosa e non vantaggiosa per tratte di percorrenze tutto sommato limitate, ma nel contempo avremo un beneficio molto grande per la collettività, in quanto sgraveremmo la viabilità secondaria e tutta una serie di meccanismi, e anche l'investimento economico, se vogliamo, è limitato appunto perché questi soggetti ad oggi la strada non la prendono. L'inaugurazione del nuovo casello di Spresiano Villorba deve costituire l'occasione per fare il punto sull'effettivo utilizzo dell'arteria, sottolineano dalla CNA, ancora non funzionale alle esigenze del territorio, già contestata dunque per i costi elevatissimi, 3 miliardi di realizzazione, l'impatto ambientale, canoni e contributi da versare al concessionario. La Pedemontana rischia di non avere il ruolo determinante nella viabilità regionale che ci si aspettava. A tal proposito sarà fondamentale a nostro avviso prevedere anche delle aree di servizio per le imprese di autotrasporto, fondamentale inoltre procedere più velocemente con la realizzazione di quelle bretelle che ancora mancano per collegare appunto la Pedemontana con altre reti viarie. Inoltre non dimenticare l'importanza di lavorare anche sull'aspetto ambientale, lavorando sulla forestazione delle aree periferiche delle Pedemontane. Da ultimo, a nostro avviso, va prestata un po' di attenzione su quelli che saranno e sono i nuovi insediamenti che ci saranno lungo il tragitto. Devono rispondere a una serie di criteri importanti come la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Opera necessaria ma in questo momento non sufficientemente utile, occorrono correttivi urgenti. Che la Pedemontana costituisca una grande opportunità ne è convinta la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, che chiede il rapido completamento del collegamento fino a Montecchio nel Vicentino, creando un raccordo anulare della vasta area metropolitana centro-veneta. Se dunque l'innesto con l'A27 è una tappa salutata dal mondo economico con soddisfazione, ancora non basta. Senza dimenticare che se la superstrada dovesse rimanere sottoutilizzata potrebbe arrivare a costare complessivamente fino a 12 miliardi di euro. È in corso la cerimonia per l'inaugurazione del collegamento con l'A27 della Pedemontana. Ci collegheremo, vi dicevo, con Lina Paronetto tra poco. Intanto sentiamo cosa hanno detto Salvini e Zaia. Partiamo dal Ministro per le Infrastrutture. L'Italia ha bisogno di opere pubbliche, ha bisogno di strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, ponti, e quindi se sono tutti d'accordo meglio. Se c'è qualcuno che pregiudizialmente difende il no dall'inizio alla fine di un'opera, nel codice degli appalti è previsto democraticamente il superamento del dissenso, perché i cittadini ci hanno scelto per fare le cose, non per chiacchierare delle cose. Ho sentito l'Inter più che trentennale di un'opera, a rischio che alcune opere in Italia vadano a cantiere quando sono già vecchie. Penso ad altre infrastrutture su cui sto spingendo come matto. Ieri ho incontrato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. La Gronda di Genova è qualcosa di cui si parla da decenni, che va fatta. Sono stato nel territorio dei Dogliani, sull'Asti-Cuneo, e anche lì arrivare a compimento dopo decenni di interventi è qualcosa che è fondamentale. È sfidante come Ministero, perché si mette a servizio dei territori. Ho portato a Roma dal Veneto l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, che adesso coordina la struttura tecnica di missione, che è un po' il cuore pulsante delle infrastrutture in tutta Italia, quindi c'è un pezzo di Veneto che ovviamente è a servizio dell'intero paese. Mentre Luca parlava, pensava a un'altra grande sfida che abbiamo testardamente portato avanti, vinto e ottenuto, con i no e i brusii di sottofondo di altri che fra 3 anni saranno in prima fila a dire fortuna che ce l'abbiamo fatta, quando non hanno mosso un dito. E penso alle Olimpiadi, penso alla grande sfida delle Olimpiadi Milano-Cortina 2006, che porteranno in Veneto in dote infrastrutture, turismo, modernità,
e l'immagine dell'Italia nel mondo a miliardi di telespettatori durante quelle settimane. Anche qua stiamo correndo come matti per recuperare ritardi come sul PNRR, non dovuti evidentemente a chi è qui da 5 mesi, ma a chi per qualche anno magari non si è alzato di buona lena tutte le mattine facendo i compiti a casa. Però non mi interessa pensare a quello che poteva essere e non è stato. Questo era il Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, oggi a Spresiano, è in corso la cerimonia. Sentiamo cosa ha detto poco fa il governatore del Veneto, Luca Zaia. Noi nel nostro piano, perché qua sembra che tutti scoprono qualcosa, noi abbiamo fatto un piano economico-finanziario, anno per anno, depositato, portato a tutti gli enti, portato in consiglio regionale, dove diciamo al 9° anno arriveremo alla velocità di crociera, perché le autostrade funzionano così. Cioè, capisci che per andare a trovare l'amoroso, al moroso, forse se fai un pezzo, casello ci metti di meno, no? Ma devi provare la prima volta. E infatti il traffico sta aumentando, è triplicato. Nel piano noi prevediamo di arrivare alla velocità di crociera al 9° anno e abbiamo messo in piedi un contratto che è unico ministro a livello nazionale, perché qui si gestisce col canone di disponibilità. Vuol dire che la regione paga un canone per i 39 anni a SIS e noi incassiamo i pedaggi. I pedaggi sono altri. Beh, intanto cominciamo col dire una roba, perché qua siamo tra persone serie e le persone serie studiano prima di parlare. Questa infrastruttura, tra il pacchetto di nuove infrastrutture nazionali, tra le nuove autostrade nazionali, è quella che ha il pedaggio più basso. Ma ve la potevate far voi invece che fare una gara, a parte il fatto che non l'ho fatta io la gara, cioè è tutta roba del passato, ma a parte questo, proviamo anche ad andare a vedere 2 conti. E c'era Leonardo che diceva non va buona pratica senza teoria. I 2 conti sono questi. Noi verseremo più o meno adesso 160, poi arriveremo a 180 milioni all'anno, passatemi le imprecisioni, ma io mi chiedo anche, se qualcuno dice ma ve la potevate far voi, certo, 2 miliardi e 258 milioni di euro, ipotizziamo che ci avessero anche comunque confermato i 600 milioni lo Stato, avremmo comunque sempre avuto 1,6 miliardi da tirar fuori. 1,6 miliardi sono circa 80-90 milioni all'anno da versare nei 30 rotti anni. A questi ci si aggiunge il costo della gestione, che sono circa 100 milioni all'anno. Allora dove sta la differenza? Che remuneriamo semplicemente i costi finanziari e il rischio di impresa, perché se vengono giù le scarpate o accade qualcosa, sì, mi spiace per i dogliani, me la devono dare in ordine e tenere in ordine. Inaugurazione in corso, ci colleghiamo subito in diretta con Lina Paronetto. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, eccoci qua in diretta dal casello di Spresiano e Villorba, appena inaugurato. Ho sentito che avete fatto ascoltare l'intervento del presidente Zaia. Qui è arrivato anche il ministro Salvini, che adesso si sposterà a Pordenone e poi tornerà a Roma, dove c'è un consiglio dei ministri su un altro tema molto caldo, la siccità. Ha parlato a lungo di infrastrutture del nostro territorio, non solo questa che vede oggi questo passaggio importante. Accanto a me ci sono i sindaci dei 2 comuni coinvolti da questa nuova opera che aprirà ufficialmente alle 18 di questa sera. Noi vediamo tra l'altro già un bel transito lungo la Pedemontana questa mattina, soprattutto di mezzi pesanti. Marco Della Pietra, buongiorno, sindaco di Spresiano, e Francesco Soligo, sindaco di Villorba. Sindaco, lei quando è salito sul palco ha avuto parole di soddisfazione per questo intervento che qualcuno aveva detto non sarebbe mai arrivato, invece eccoci qua al taglio di questo nastro. Beh, direi proprio di sì. Io credo che questa sia un'opera fondamentale, strategica per il nostro territorio, ma è inutile ripetere sempre le solite cose. Siamo qua e i dati dal Presidente sono piuttosto positivi. Al 10 marzo 30.000 veicoli, però al netto di quello ho sentito anche del business plan che parla di 9 anni per andare a regime. Io l'ho detto, signori, chi non fa niente sopravvive. Quando le cose si fanno e si mettono a terra, la cosa più soddisfacente che c'è è quella di dirlo a chi ti dava contro. Vedrete che il tempo sarà galantuomo anche in questa occasione, di questo sono assolutamente certo. Poi
permettetemi, lo faccio in diretta perché dopo sembra sempre che te lo faccio a te, no? Tra di noi. Però Villorba si è fatta trovare pronta già con degli interventi che hanno fatto sul territorio ancora anni fa, per cui questa è veramente un gioiellino secondo me, sono davvero fiero di esserci e posso dire io c'ero, insomma, quando ai miei nipotini lo dirò, ecco. La variante a nord di Catena, di fatto sindaco, ha agevolato un po' con la viabilità di accesso a questo casello. Viene sfruttata in questo momento anche dalla viabilità locale questa infrastruttura o voi sperate che venga incentivato in questo senso? No, viene sfruttata dalla mobilità locale, ma incentiviamo ancora di più perché venga usata. Grazie Marco per i complimenti che 15 anni fa l'amministrazione attuale aveva visto a lungo e ha fatto la bretella Liviana Scatolon. Allora. Di la verità, no? Vedi? Erano più critiche che ma cosa serve, ma non serve, ma asfalto. Come hanno detto prima sia il Ministro e il Presidente Zaia, un paese che non ha visione futura e non investe in infrastrutture è un paese che non ha futuro. Noi il territorio ci ha creduto, questo è il risultato. Voglio anche fare una piccola premessa: Villorba ha la zona industriale più grande della provincia. In quest'ultimo anno si sono insediate circa 40 attività produttive nuove, ma non con capannoni nuovi, riqualificando il vecchio, e quindi c'è ancora più bisogno di infrastrutture come questa. 10 di queste sono logistiche, quindi il futuro è questo. Il futuro è questo. Benissimo, grazie ai due sindaci dunque di Spresiano e Villorba. Direttore, io ti restituisco la linea qui dalla Pedemontana, se vorrai adesso andremo a caccia di altri ospiti. Grazie molte, grazie Lina, grazie anche ai sindaci. La Pedemontana sarà percorribile entrando ed uscendo dal casello di Spresiano da questa serata, per cui chi vuole provare l'ebbrezza di percorrere questa grande arteria si arriva a Bassano del Grappa in 20 minuti per farvi un esempio, da Spresiano, cosa che comportava un'ora di viaggio e varie peripezie, insomma, nelle strade provinciali fino a ieri. Quindi è un'esperienza da fare. Vediamo un paio di titoli del Gazzettino. Giovanni Stevanato, il Paperone del Nord-Est, batte De Longhi e Benetton. Ecco il suo patrimonio, la classifica dei paperoni. E poi una notizia su cui andremo in diretta con Federico Fusetti da Chioggia: lavorano come dipendenti o a partita IVA, scoperti 103 furbetti del reddito di cittadinanza. Un'inchiesta della Guardia di Finanza che riguarda sia Chioggia che Jesolo, comunque è diciamo una zona compresa tra Chioggia e Jesolo, con un danno per l'erario di 1 milione di euro. Intanto vediamo cosa sta succedendo a Bassano del Grappa con l'ISAC. Domani ci sarà un incontro importante tra i sindacati e l'assessore alla sanità della Regione del Veneto Lanzarin sul caos di queste case di riposo con la CDA che non ha intenzione di dimettersi, sia pure dopo essere stato sfiduciato anche dal Comune. Vediamo. Ribadiamo la nostra contrarietà alla conduzione dell'ISAC di Bassano del Grappa da parte di chi dimostra di non avere a cuore il bene pubblico. Il CDA faccia un passo indietro e ascolti i rappresentanti dei cittadini bassanesi che hanno bocciato questa gestione dell'IPAB. Esordiscono così in una nota le sigle sindacali unitarie CGIL, CISL e UIL sulla situazione delle 2 case di riposo comunali di Bassano. Sono molte le aspettative in vista dell'incontro di venerdì prossimo alle 9:30 a Palazzo Balbi a Venezia, dove saranno ricevute dall'assessora regionale Manuela Lanzarin. Le sindacaliste chiedono ancora una volta a gran voce che la cura di chi vive all'interno delle case di riposo e il rispetto di chi ci lavora siano le priorità su cui improntare l'azione dell'amministrazione. E non fermano una dura protesta che coinvolgerà cittadini, parenti degli ospiti, lavoratori, una raccolta firme ad hoc. E in regione venerdì chiederanno di fermare la volontà di depubblicizzare l'ente pubblico. E ieri abbiamo dato un duro sfogo di una paziente del San Bassiano a cui è stato detto che serve 1 anno e mezzo di attesa per un'ecografia al seno. Noi diamo sempre voce a coloro che, dando nome e cognome, hanno delle proteste da muovere a queste o ad altre USL. Vediamo. Per un'ecografia
Devo aspettare 1 anno e 6 mesi? Inconcepibile, vergognoso, vergognoso. Non usa giri di parole la paziente del San Bassiano, che si aggiunge alla lista, ahimè lunghissima, di chi segnala liste d'attesa infinite nell'ULSS 7. Poi parlano tanto di campagne, poi parlano tanto che bisogna riguardarsi, salvaguardarsi, ma 1 anno e 6 mesi per un'ecografia, signora, 10 minuti ci mettono, perché non ci mettono di più, 10 minuti. No, guardi, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa, vergognosa. E loro ti dicono, non ne abbiamo mica colpa noi, sa, ma noi con chi è che dobbiamo prendercela? No, e l'ho detto, chiamo Rete Veneta, è l'unico che ci date ascolto, siete gli unici. 1 anno e 6 mesi per avere un'ecografia al seno in presenza di un nodulo sospetto e con il medico di famiglia che aveva sottolineato l'importanza dell'esame. Una situazione confermata dai documenti e dalle tantissime altre segnalazioni che giungono alla nostra redazione e che mette cittadini e famiglie nella condizione di farsi domande sulla realtà presentata da chi gestisce l'ULSS 7. Passati 6 mesi ho cominciato a sollecitare, a febbraio, a marzo, perché ne avevo bisogno, e non è giusto andare a pagamento, non è giusto, perché io le tasse le pago. Io scommetto che se adesso chiamo, domani io ce l'ho l'ecografia a pagamento. Scommetto, guardi, tutto l'oro del mondo. Ecco che quando subentra la sfiducia tutto diventa più difficile anche accettare alcune problematiche oggettive che riguardano la sanità nel suo complesso, perché la salute dovrebbe venire prima di tutto e invece è lì, ferma, in attesa. Ma allora come si spiegano i voti in pagella all'ULSS 7 e le parole del direttore generale Carlo Bramezza, che disegna i contorni di un ospedale dove sta andando tutto bene, ricevendo i complimenti della regione? Ecco, forse sta tutto qui, nel fatto che pagelle ed elogi arrivano dalla politica o da una parte della politica, ma in ospedale ci vanno i cittadini, che hanno un parere decisamente diverso. Inconcepibile, vergognoso, vergognoso. Servizio di Alex Giuliano. Andiamo a Vicenza. Tra 15 anni mancheranno all'appello nel Vicentino 50.000 lavoratori. 2 vicentini su 3 dicono sì all'aumento degli ingressi di lavoratori stranieri, che ovviamente sarebbero immigrati regolari. Sentiamo in diretta Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui nella sede della CISL in compagnia del segretario Raffaele Consiglio, perché oggi è stata presentata un'importante ricerca relativa al lavoro nel Vicentino. Dati che da qui a 15 anni parlano di una carenza di lavoratori che raggiungerà le 50.000 unità. Sì, è proprio così. Guardando i dati dell'anagrafe sui residenti in provincia di Vicenza, tra 15 anni mancheranno 75.000 residenti in età da lavoro, un dato molto importante. Col tasso di occupazione dello 0,66, che è il tasso di occupazione attuale, vuol dire che ci saranno 50.000 lavoratori in meno. Questo dato è preoccupante, vuol dire che saremo in sottosviluppo, che ci sarà decrescita da un punto di vista economico. Questo è un dato preoccupante anche perché i pensionati aumenteranno e c'è bisogno di lavoro e sviluppo per sostenere pensioni con le tasse e con i contributi. Ecco, cosa importante per noi è correre al riparo prima che si verifichi questa emergenza. E proprio a questo proposito voi avete somministrato un questionario non agli imprenditori ma ai lavoratori stessi proprio su l'afflusso, quindi l'arrivo di nuovi lavoratori anche dall'estero. Sì, un dato che ci ha rincuorato perché sostiene la nostra tesi è quello che ci hanno risposto 1.100 lavoratori in provincia di Vicenza, un dato molto importante. Hanno compilato il questionario 1.100 persone, più di 1.100 persone. 2 su 3 sostengono di essere pienamente d'accordo, sulla possibilità di riaprire le frontiere per chi viene nel nostro paese a lavorare. Questo è un dato molto, molto importante, che può determinare anche il futuro del nostro territorio. Per questo crediamo che la Bossi-Fini debba essere rivista completamente. Oggi ha una formulazione complessa, permette di far arrivare solo le persone che fanno certi lavori con un sistema
veramente aggrovigliato, che è quello del Click Day, che è assolutamente unico al mondo, penso. Una mattina, alle 9 di mattina, i primi che arrivano possono essere assunti. Ecco. Allora, noi crediamo che la Bossi-Fini vada rivista e vada rivista la possibilità per le persone che vogliono venire in Italia a lavorare e a fare una vita migliore, contribuendo anche al nostro tessuto sociale, vada rivista la possibilità di aprire le frontiere in maniera maggiore. Ecco, io ringrazio Raffaele Consiglio e restituisco la linea a voi a studio. Grazie a Luisa Bertini. Il governo si sta occupando di due questioni molto complicate. Una è quella dei migranti e anche gli ingressi dei lavoratori stranieri, e l'altra è quella dei fondi PNR. Si chiede da più parti, soprattutto da parte della Lega, che in presenza di gravi ritardi e dell'impossibilità di realizzare queste opere si rinunci alle somme che saranno date a debito, quindi debiti poi da saldare. Intanto i sindaci del Vicentino dicono: noi diamo la priorità all'edilizia scolastica. Si punta sul futuro anche grazie ai fondi PNRR, investimenti che molte amministrazioni del Vicentino hanno convogliato per la messa in sicurezza, la riqualificazione e l'efficientamento energetico delle scuole, mettendo mano ad un corposo piano di interventi. Abbiamo già acquisito 2 finanziamenti PNRR, uno per il rifacimento della scuola materna di Marola per 2.450.000 e il finanziamento anche per appunto il rifacimento anche dell'ecocentro per 959.000 euro. Oltre 10 milioni di euro i fondi impegnati dall'amministrazione comunale di Noventa Vicentina per i lavori pubblici. In modo particolare uno sforzo importante destinato per l'edilizia scolastica. Vado a citare ad esempio l'ampliamento e la sistemazione dell'esistente per quanto riguarda la scuola materna 2 giugno, la creazione di un nuovo edificio per quanto riguarda la scuola materna Papa Giovanni XXIII a Saline e il rifacimento totale della scuola elementare Bertapella del capoluogo. 6 finanziamenti nel comune di Brendola. Uno cospicuo di 1.200.000 euro per la sistemazione del polo dell'infanzia e quindi per portare da 150 a 180 i bambini, sistemare il nido e quindi rendere molto più efficientato e economicamente sostenibile tutto il fabbricato del polo dell'infanzia. A Lonigo i fondi ottenuti, che superano gli 11.800.000 euro, spaziano dagli interventi su impianti sportivi alla viabilità primaria, alle piste ciclopedonali e marciapiedi. In primis, anche in termini di importanza e di importo, sono quelli relativi alle scuole. Stiamo parlando di un nuovo polo scolastico con un asilo nido, della sistemazione di una scuola materna e dell'efficientamento di una scuola media, per lavori per 5.200.000 euro finanziati al 90%, quindi con 4.700.000 euro da contributi a fondo perduto. Anche i 510.000 euro ad Albettone saranno destinati alle scuole. Abbiamo la scuola dell'infanzia, nella quale è già prevista la sostituzione delle caldaie, la sostituzione dei serramenti e il famoso relamping di cui tutti parlano. La stessa cosa sarà anche per la scuola primaria e la scuola secondaria. E scontro a Padova sull'acquisto di fonometri che possano misurare il frastuono della movida, soprattutto ovviamente nelle ore notturne. C'è uno scontro politico perché Sergio Giordani ha votato insieme al centrodestra e invece contrario il Partito Democratico. In diretta da Padova Francesco Ratai. Sì, grazie, buongiorno. Siamo in Piazza dei Signori, con me c'è Paola Lincetto che è presidente dell'associazione Stop Degrado Padova, nonché residente del centro storico, perché l'altro giorno la consulta di quartiere 1, che è quella che racchiude il centro storico e il portello, ha deciso l'acquisto di 2 centraline fonometriche, quelle che registrano in pratica il suono e i toni alti o bassi e dicono se si è superato il livello dei decibel. Ha appunto decretato l'acquisto di queste 2 centraline che verranno installate
qui in Piazza dei Signori e al Portello, che sono i centri principali della Movida, che con la bella stagione è ricominciata ed è una polemica che si porta avanti da molti anni qua a Padova. Perché questa scelta? Sì, la scelta è nata dalle risposte ai questionari che l'amministrazione ha messo a disposizione per raccogliere le opinioni dei cittadini per poi fare la stesura del bilancio partecipato. La consulta 1 è quella tra le consulte della città che ha ricevuto più questionari compilati e la maggior parte delle risposte a questi questionari, il 22%, indicava come prioritaria la necessità di dotare le zone più tormentate del centro storico dalla Movida di centraline fonometriche, quindi è il risultato di un percorso democratico veramente partecipato. Questo mette il freno a tutte le polemiche sorte dopo questa votazione. È una decisione dei cittadini. Polemiche che comunque ci sono state perché la maggioranza si è in qualche modo spaccata, perché la lista Giordani ha votato insieme all'opposizione per l'approvazione appunto di questa delibera. Sì, ma noi rimaniamo basiti dall'atteggiamento della maggioranza, cioè la maggioranza si schiera contro la parte più fragile della cittadinanza in questa vertenza, cioè i cittadini disturbati, e poi si pone contro una decisione scaturita da un percorso partecipato, quindi è veramente due volte incredibile. Aggiungo che stiamo parlando di 10.000 euro, una cifra ridicola nel bilancio di un comune come Padova. Io mi domando come sia possibile che ci siano degli rappresentanti istituzionali che si espongono in questo modo per dar contro a dei cittadini danneggiati che hanno indicato democraticamente una scelta e su una cifra tutto sommato ridicola. Oggi è giovedì, ieri mercoledì, una delle giornate più calde. Lo sappiamo. Com'è andata ieri sera? Beh, allora qua in centro storico, nelle piazze, visto le temperature, ancora si vive bene, però dal Portello sappiamo strade invase, difficoltà di raggiungere i garage, rumore fino a tarda notte. Lì tra la Movida e i Navigli cominciano già ad essere in una fase estremamente calda che non potrà che peggiorare, comunque peggiorerà sicuramente anche qui nelle piazze. Ecco, grazie a Paola Lincetto per essere stata con noi e aver portato la testimonianza dei residenti del centro su un tema di cui siamo sicuri continueremo a parlare anche nei prossimi mesi. Grazie molte Francesco Rattai, ai nostri tecnici ovviamente che sono una parte fondamentale dei collegamenti in diretta. Sono fatti su cui magari arriveranno le Iene a Padova, ma noi siamo arrivati prima delle Iene nella questione del sottopasso di Viale De Gasperi a Bassano del Grappa, e adesso arriveranno le Iene, arrivano. Ricordate l'incidente in Viale De Gasperi a Bassano con un furgone che andò a schiantarsi contro un sottopasso di cui non immaginava l'esistenza? Ebbene, vi rinfreschiamo la memoria perché ci sono sviluppi, al punto che proprio grazie ai nostri servizi le Iene sono arrivate in città per occuparsene. A raccontarci il fatto è proprio chi guidava quel furgone. Percorrendo via Gerola io ho imboccato, secondo me legittimamente, il sottopasso che porta al centro studi, non legittimamente, obbligato a mio avviso, da una freccia direzionale che mi mandava verso quella direzione, e sono andato a collidere con il sottopasso, con il furgone. Inizialmente ho chiesto i danni all'amministrazione comunale che ha inoltrato la pratica all'assicurazione. Poi, dopo 2 mesi e mezzo circa, mi è stato notificato, sulla base della ricostruzione dell'evento, una contravvenzione. Contravvenzione che di fatto ha bloccato l'assicurazione e impedito il risarcimento dei danni. Fin qui quello che era successo. Adesso, come detto, ci sono novità
perché il caso, lanciato da Rete Veneta, è diventato nazionale, al punto che le Iene, il programma di Italia 1, sono state a Bassano per fare chiarezza sulla vicenda, incontrando, così sembra, l'amministrazione comunale e la polizia locale. La cosa che secondo me le ha soprattutto interessato è che a fronte di una mia richiesta di risarcimento la pubblica amministrazione risponda facendo una contravvenzione ex post. Insomma, un gioco di squadra con Rete Veneta a fare l'assist e le Iene a raccoglierlo. E intanto spuntano altri dettagli sulla vicenda che abbiamo seguito e che continueremo a raccontarvi. Diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali online. Questo è il Corriere della Sera. Berlusconi ricoverato, ha iniziato la chemioterapia per combattere la leucemia, perché erano state difficoltà respiratorie e cardiocircolatorie, ma poi si è scoperto stamattina che di leucemia si tratta. Al San Raffaele i figli Marina e Luigi, che vedete in questa foto, e il ruolo di Fascina, la moglie di Berlusconi, moglie tra virgolette di Berlusconi, sempre accanto a lui, ha la delega piena a gestire tutti i contatti. Insomma, tutte le prime pagine si occupano del senatore Berlusconi. A Schio un post della discordia: il compleanno centenario di un partigiano è diventato un caso politico che infiamma le parti alla vigilia del 25 aprile, come se non ci fosse già abbastanza tensione tra fascisti, nostalgici, antifascisti, eccetera, eccetera. Vediamo. I vertici del Partito Democratico di Schio hanno festeggiato nei giorni scorsi il compleanno di Valentino Bortoloso, detto Teppa, che hanno definito tra l'altro un testimone della storia con la S maiuscola. È noto a tutti che Teppa venne prima condannato a morte e poi amnistiato per l'eccidio di Schio nel luglio del 1945, quando, a guerra conclusa, vennero massacrati 54 detenuti del carcere. A scatenare la dura reazione del senatore vicentino di Forza Italia Pier Antonio Zanettin, questo post pubblicato sul profilo Facebook di Giulia Andrian, la capogruppo Dem di Schio. Ritratti insieme a lei anche una piccola delegazione del Partito Democratico locale, tra cui il segretario del circolo scledense Luigi Copiello. Al centro il protagonista, il neocentenario Valentino Bortoloso, anche lui iscritto allo stesso circolo, che però il giorno del suo compleanno, sembra, avrebbe preferito festeggiarlo in privato. A scatenare invece le reazioni politiche e quindi le attenzioni dei media, il commento della capogruppo Andrian, che esalta le gesta di Teppa, a suo dire simbolo della lotta partigiana e di valori che vanno portati avanti. Valentino Bortoloso, dopo l'eccidio compiuto tra i detenuti indifesi del carcere, costato la vita a 54 persone e il ferimento di 17, scontata la pena, ha cercato negli anni il perdono e la riconciliazione con i familiari delle vittime. L'ultimo atto formale è sottoscritto nel 2017 alla presenza del vescovo Beniamino Pizziol. Una riconciliazione personale comprensibile, ma che oggi appare invece più difficile sul piano politico, viste le parole scelte nel pubblicare il post. Chiedo che Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, e Giacomo Possamai, candidato sindaco a Vicenza, si dissocino immediatamente da questa iniziativa, che rischia di alimentare ulteriori divisioni e tensioni alla vigilia delle celebrazioni del 25 aprile. Una data che deve vedere le polemiche sopirsi. Noi auspichiamo che a oltre 70 anni dalla conclusione di un conflitto mondiale, di una guerra civile, si possa effettivamente raggiungere una piena ed effettiva pacificazione nazionale. Questa è la nostra ossessione ed è per questo che le polemiche, soprattutto a ridosso del 25 aprile su questi temi, le lasciamo ad altri. Una rapina in pieno centro storico a Vicenza, a un minorenne è stata strappata una collanina. Rapina di strada, rapina in centro storico. A Vicenza sono da poco suonate le campanelle, gli studenti escono dalle scuole, si riempiono le fermate degli autobus. Due nordafricani si avvicinano a un ragazzo in contrapporta Padova. Uno lo distrae con frasi in lingua straniera, mentre l'altro, con un gesto repentino, gli strappa la collanina d'oro per poi fuggire, seguito a vista dal rapinato. Lo studente chiama subito il 113, vengono allertate le volanti della questura e poi
telefona al padre che è lì nei dintorni e si precipita sul posto mettendosi alla ricerca del rapinatore. Grazie all'intervento del padre del ragazzo e il fatto che il ragazzo è stato molto lucido nel segnalarci tempestivamente quanto stava accadendo, gli agenti di polizia sono stati in grado di fermare l'autore di questo odioso reato. Quando arriva la polizia, il padre del giovane studente è riuscito a trovare il presunto rapinatore che cerca di divincolarsi, ma poi desiste e butta a terra la collanina recuperata dal proprietario. Il ragazzo riconosce l'aggressore, un marocchino di 28 anni che viene arrestato per rapina. Il questore, Paolo Sartori, intanto ha dato disposizione all'ufficio immigrazione di avviare l'iter per l'espulsione. E ancora una volta questo episodio sta a significare che rivolgersi tempestivamente alle forze dell'ordine è la soluzione migliore per far sì che determinati fatti non accadano, oppure se accaduti possano trovare una soluzione con l'arresto del responsabile. Il questore di Vicenza Paolo Sartori, intervistato da Carlo Alberto Inghilleri. Tra pochissimo andremo a Chioggia da Federico Fusetti in diretta, perché c'è una grande operazione contro i furbetti del reddito di cittadinanza, però vediamo addirittura prima un caso di una detenuta che percepiva questi soldi. Vediamo. Puntualmente ogni mese percepiva il reddito di cittadinanza. Peccato che lei non si trovasse a casa, ma detenuta presso la casa circondariale di Venezia. Si tratta di una sessantenne originaria della provincia di Udine, ma residente in zona castellana. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i carabinieri di Castelfranco, che in collaborazione con gli uffici INPS territorialmente competenti hanno individuato e denunciato la presunta indebita percettrice del contributo economico. La donna, secondo quanto accertato nel periodo gennaio-agosto 2022, si trovava in carcere Giudecca perché doveva scontare una pena residua di quasi 8 mesi di reclusione per un furto aggravato commesso nel Trevigiano del 2017. La sessantenne ha però pensato bene di non comunicare nulla, violando le relative disposizioni normative e percependo illecitamente i benefici economici riferiti al reddito di cittadinanza per un importo complessivo di quasi 3.500 euro. Ovviamente le erogazioni dei sostegni economici sono state immediatamente revocate alla donna, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La sessantenne deve rispondere ora dell'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e uso di dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente benefici economici per il reddito di cittadinanza. Una vasta operazione proprio sui furbetti del reddito di cittadinanza della Guardia di Finanza. Andiamo subito in diretta per i dettagli a Chioggia, dove c'è Federico Fusetti con il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, poi parliamo anche di questo meraviglioso sfondo che abbiamo della diga di Chioggia dietro di noi. Ringrazio il sindaco Mauro Armelao. I furbetti sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza perché hanno controllato circa 3.000 persone che percepivano il reddito di cittadinanza tra Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Cavarzere e Cona, e ne sono stati scoperti 11 che avevano la partita IVA e quindi un'attività e non l'hanno dichiarato, e 91 che addirittura avevano una sorta di lavoro dipendente che non hanno comunicato nei settori della cinematografia, del trasporto, merci e del turismo. Addirittura uno non aveva comunicato che aveva vinto una vincita al gioco consistente, e quindi insomma ovviamente erano cambiate le condizioni. Tutti denunciati, 103 come dicevamo, per un importo complessivo di 928.000 euro che adesso l'INPS si farà restituire ovviamente. Sindaco, pensando un po' anche ai cittadini onesti, che effetto fa insomma sentire questo anche nel suo comune? Beh, non è piacevole sentire queste notizie, chiaramente sapere che ci sono i furbetti del reddito di cittadinanza non va bene, ma noi l'avevamo detto che così come era stato previsto dal Movimento 5 Stelle si sta dimostrando ovviamente un fallimento, e dispiace perché quei soldi potrebbero andare alle persone che realmente sono impossibilitate a poter lavorare. Penso alle persone comunque fragili che hanno magari delle manutenzioni fisiche, allora lì è giusto dare un reddito di cittadinanza perché queste possano vivere in maniera quantomeno dignitosa. È chiaro che questi furbetti dovranno restituire tutto il mal tolto ad altri, e mi complimento ovviamente con la Guardia di Finanza per l'ottima operazione. Insomma, speriamo che vada a buon fine, perché poi sappiamo che i processi vanno per le lunghe, però ripeto, mi auguro che chi ha sbagliato paghi.
naturalmente poi approfondimenti nei nostri notiziari. Approfitto di una cronaca un po' diversa, ma una cronaca che viene dalla siccità, per chiederle perché ha firmato questa ordinanza che svuota le fontane di Chioggia. Di fatto ho ovviamente preso atto dell'ordinanza del governatore Luca Zaia, dove ovviamente parla di emergenza idrica, siccità. Allora, per non arrivare nel periodo estivo, quando qui c'è ovviamente il maggior numero di presenze nella nostra località, ho pensato che 1 litro d'acqua risparmiato adesso sarà 1 litro d'acqua che ci ritroveremo poi. Quindi ho pensato ovviamente a livello locale, comunale, di chiudere tutte le fontane. Sono belle da vedere, fanno anche comunque una coreografia, fanno parte dell'arredo urbano, diciamo, su una località balneare come la nostra, però ovviamente se c'è questa emergenza idrica mi sono sentito in dovere come primo cittadino di dare l'esempio. Chiudiamo le fontane, cerchiamo comunque di tenerle pulite, chiaramente, però non funzionanti, proprio per risparmiare anche quella poca acqua che viene utilizzata. Ultima cosa, approfitto perché insomma siamo alla vigilia di Pasqua, la diga già con tante persone, ma nei prossimi giorni ce ne saranno ancora di più, tutto pronto, qui ci sono addirittura prenotazioni negli alberghi. Sì, gli alberghi da cui ovviamente ho avuto contatti mi hanno detto che c'è il tutto esaurito anche su qualche hotel, quindi va benissimo che la nostra città balneare, la nostra città a vocazione turistica sia già presa d'assalto nel ponte di Pasqua, insomma fa già presagire un'estate meravigliosa. Mi auguro che però non piova a Pasqua, chiaramente, per salvare un po' queste giornate di festa, ma che piova nei giorni a seguire, perché veramente l'emergenza idrica mi sta dando qualche pensiero. Grazie al sindaco, direttore. Grazie molte Federico, un caro saluto al sindaco di Chioggia che sta facendo moltissimo per la sua città. Grazie, a presto, buon lavoro. Torniamo a Padova, l'aveva annunciato e così ha fatto Sergio Giordani, sindaco, ha registrato all'anagrafe un bimbo figlio di 2 mamme, una decisione che colma questo vuoto legislativo di cui si sta parlando molto, secondo il Comune, che va contro la circolare del Ministero degli Interni. Si tratta del 33esimo caso dal 2017. Oggi ci sono stati tanti sindaci che si sono espressi favorevolmente, tra questi anche Mario Conte, che però ha detto le leggi vanno rispettate, per la trascrizione all'anagrafe del nome dei figli delle coppie omogenitoriali. Sentiamo Giordani. Non sono contro nessuno, non voglio fare l'eroe, io penso sia una cosa giusta quello che faccio, è naturale. Non voglio neanche pensare che un bimbo sia diverso dall'altro solo per motivo che c'è una mamma. Sono 2 le mamme, non mi è neanche mai chiesto qual è la mamma biologica, non mi è mai chiesto, per me sono 2 le mamme e va bene così. Era il 23 marzo quando Sergio Giordani, il sindaco di Padova, ha rilasciato questa intervista ai nostri microfoni. A distanza di 10 giorni la prima iscrizione è avvenuta. Il 3 aprile è stato proprio Sergio Giordani a registrare all'ufficio anagrafe un bimbo con 2 mamme. È il 33esimo caso di iscrizione nella città del Santo dal 2017, da quando Giordani è sindaco di Padova. Una buona notizia, il commento di Irina Sciaparava, referente per il Veneto delle famiglie arcobaleno. La nascita del bambino viene considerato in qualche modo un evento straordinario. Tuttavia la registrazione alla nascita, della sua nascita, è e dovrebbe essere un atto ordinario, dovrebbe essere un'azione di routine eseguibile in ogni comune, da ogni sindaco o sindaca, e non debba dipendere dalla sua composizione familiare del nascituro. Quando nasce un bambino ha bisogno di una protezione legale, ha bisogno di una protezione burocratica e quando nasce in una famiglia è un atto appunto straordinario della nascita che deve essere tutelato. Quindi il sindaco Giordani quando lo fa con coscienza di proteggere il bambino nato. L'intenzione era stata espressa in modo chiaro dal sindaco Giordani a febbraio al prefetto di Padova Raffaele Grassi, che gli spiegava il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno che non ammette la trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita formato all'estero da coppia omogenitoriale maschile che indichi, oltre al padre biologico, anche il genitore di intenzione. E infatti Palazzo Moroni registra i figli con 2 mamme, come questo bambino nato da una quarantenne che da 5 anni ha una compagna con cui ha celebrato un'unione civile proprio a Padova.
Di questa intenzione, dopo l'incontro con il sindaco, la prefettura aveva informato l'autorità giudiziaria, che aveva fatto sapere che avrebbe valutato sulla base di eventuali esposti. La richiesta che arriva dal comune è quella di interpretare un vuoto normativo perché al centro restino sempre gli interessi dei bambini. Servizio di Chiara Gaiani. Vediamo Bebevio sul Fatto Quotidiano, mostra sui social le nuove mani bioniche, fighissime, non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti. E ci sono delle immagini di Bebevio con queste nuove mani ad alta tecnologia, qui le mostra. Qui c'è un filmato che va avanti veloce, ma insomma fa vedere... no, non fa più vedere, lo faceva vedere prima. Vediamo un'altra foto, Bebevio sorridente, credo in compagnia del padre, e quindi una ragazza magica, come diceva Giovanotti, che le aveva fatto ascoltare anche questa sua canzone, La mia ragazza magica, mentre Bebevio era in aereo. E invece non si fermano le indagini per stabilire le cause della morte di Edoardo Zattin, il 18enne che si era sentito male dopo un allenamento di box. A lui, a Este, sarà intitolato un nuovo canestro. Si era avvicinato alla box a causa di un infortunio che gli stava impedendo di seguire la sua passione, il basket. Edoardo Zattin, il 18enne, è morto a febbraio, 2 giorni dopo il ricovero in ospedale a causa di un malore accusato al termine di un allenamento di box. Il 15 aprile nell'Istituto Salesiano Manfredini di Este sarà inaugurata una nuova piastra da gioco con un nuovo canestro che sarà dedicato proprio a lui, a Edoardo. Nel frattempo continuano le indagini della Procura di Padova per capire quale sia stata la causa del trauma cranico che, come ha stabilito l'autopsia, ha causato la morte del 18enne. Edoardo il 22 febbraio si trovava in una palestra di Monselice dove si stava allenando. Durante una pausa, mentre si soffiava il naso, il giovane è crollato a terra, immediatamente soccorso dai presenti. Ancora da stabilire con certezza se Edoardo indossasse il caschetto durante l'allenamento e se sia stato o meno colpito alla testa. Il 17 aprile nuovo incontro tra i periti. Nel frattempo, entro la fine di maggio, dovrebbero essere resi noti i risultati completi dell'autopsia. Ancora cronache, ancora un lutto, è stato travolto da un'auto all'incrocio, un 89enne che è morto poco dopo in ospedale, è successo a Curtarolo, la testimonianza della figlia nel servizio di Francesco Rattai. Il destino ha voluto che lui si trovasse nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, perché ripeto, io non capisco come possa essere stato distratto questo signore per non averlo visto. A parlare è la figlia di Antonio Battiston, l'89enne, investito a Curtarolo, che ha lottato per ore tra la vita e la morte. Poco prima di mezzanotte di ieri, però, si è arreso. Troppi i traumi riportati nell'impatto. Martedì sera, intorno alle 20, stava andando a messa quando è stato travolto da un'auto all'incrocio tra via Monte Ortigara e via Verdi in direzione Marsango. L'anziano era a piedi quando, mentre attraversava la strada, è stato urtato violentemente da una Fiat Panda che stava percorrendo velocemente, come ci hanno riferito dei testimoni, via Ortigara. Sì, era una persona attiva, sì. Pensi che è riuscita a sopravvivere a 2 Covid e adesso faceva tapis roulant, faceva ginnastica per le braccia, faceva le sue camminate. Era una persona, sì, aveva le sue magagne perché aveva 89 anni, quasi 90, al 30 di agosto. Però comunque stava bene, si era ripreso e aveva le sue cose e stava andando appunto a messa. Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118. L'89enne è stato trasportato in ospedale a Cittadella. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi. Nella notte le complicanze e poi il decesso. La polizia stradale ora ha disposto il sequestro dell'auto. Il conducente della Fiat Panda si è fermato a prestare soccorso, ma potrebbe essere comunque indagato per omicidio stradale. Battiston, molto conosciuto in paese, era stato anche vicepresidente della squadra di ciclismo amatoriale GS Sant'Andrea. Una vita spesa per le 3 figlie. Avevamo anche tanti progetti per la Pasqua,
andare fuori, poi lui aveva anche contatti con tanti amici, per cui stava sì programmando la sua vita, insomma, come si fa normalmente. Parliamo spesso di animali selvatici e dei danni che provocano, cioè lupi, cinghiali e persino gli orsi, ed è stato probabilmente ucciso da un orso un runner di 26 anni che è stato trovato morto in Trentino. Si teme sia un orso, vedete questo titolo del Gazzettino. Andiamo su una vicenda che ha a che fare con Mauro Corona, lo scrittore, un esperto di montagna, un alpinista, che però ha fatto un errore mediatico, cioè ha dato una notizia che ha provocato un polverone, una notizia che riguarda la Safilo di Longarone. Sentiamo. Non sono nemmeno le 10 di sera quando su Rai 3 va in scena il siparietto fra la conduttrice di Carta Bianca, Bianca Berlinguer, e il suo ospite fisso, lo scrittore ertano Mauro Corona. Cuore della puntata, i problemi del lavoro e le proteste attualmente in atto in Francia e in Germania. Berlinguer chiede un commento a Corona. Perché in Italia nessuno si ribella più, si domanda, perché sanno già che tutto è scritto. Un istante dopo lo scrittore svela un retroscena sul futuro della Safilo, un vero e proprio colpo di teatro, e a più di qualcuno si gela il sangue nelle vene. Si evinceva il fatto che il suo amico, queste sono le dichiarazioni, nonché milanista, quindi condivide anche una fede di natura sportiva, andavano nel senso di una battaglia ormai chiusa, persa, con la Safilo sostanzialmente smembrata su tutto quanto il territorio. Esternazioni che hanno lasciato esterrefatti i lavoratori. L'effetto devastante. Questa mattina decine e decine di chiamate hanno raggiunto i rappresentanti sindacali di categoria. Ovviamente questa cosa ci lascia particolarmente basiti, per non dire un'altra cosa evidentemente, perché? Perché il tavolo istituzionale si deve ancora, come dire, esercitare. E noi stiamo attendendo ovviamente la data dell'incontro. Abbiamo peraltro un incontro previsto pure il giorno 12 con la Safilo direttamente a Longarone, per cui questa, come dire, sorta di anticipazione, se anticipazione in qualche modo può essere, ma non credo che sia di questa natura qua, ci vede assolutamente contrari. Chiamato in causa il sindaco di Longarone, che risponderebbe all'identikit tracciato da Corona, respinge al mittente ogni insinuazione, se ne assume la responsabilità. Taglia corto Padrin, che annuncia la riunione del comitato di sorveglianza Safilo per il prossimo 21 aprile. Vi siete confrontati con il sindaco di Longarone? No, ancora non ci siamo confrontati, perché noi non essendo stato citato evidentemente direttamente, cioè facendo nome e cognome, come dire, andiamo per ragionamento a cascata. Ci auguriamo sinceramente che non sia questo il caso. Tutte le città d'arte si stanno preparando all'assalto dei turisti per le vacanze pasquali. Vediamo quali sono le misure adottate a Padova. Con la chiusura delle scuole si dà là al lungo ponte pasquale, un periodo di grandi spostamenti con un aumento dei turisti anche a Padova. Il prefetto ha quindi presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per dettare le linee guida. Sarà una Pasqua blindata nel piano concordato con le forze dell'ordine e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Mirate attività di controllo sono state previste per i luoghi in oggetto di maggiore aggregazione di persone, soprattutto in occasione delle festività, come i centri commerciali, gli esercizi pubblici, le strutture ricettive e i centri storici cittadini, oltre, atteso il considerevole numero di persone in viaggio, stazioni ferroviarie e trasporti pubblici. Più in generale è stata incrementata, anche attraverso il monitoraggio del web, l'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, suscettibile di incremento in considerazione della maggiore circolazione di persone. E a Bassano del Grappa siamo andati a sentire come si stanno preparando alla Pasqua i bassanesi. Sentiamo. Lo dice il detto, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Noi siamo venuti in centro a chiedere ai bassanesi con chi passeranno questa Pasqua. Cosa farete a Pasqua? Io rimango a casa sicuramente, sì, con i nipoti e con il figlio, la nuora. Che cosa cucinerà? Un menù?
Ha un menù, allora, pasticcio con gli asparagi e zucchine e poi penso del roast beef. Io invece vado ospite di mia figlia a Trento. Che cosa cucinerà? Non lo so, sorpresa mi ha detto, quindi. Natale con i tuoi, Pasqua? Sì. Con chi vuoi, ma passiamo coi fiori. Sì. Con una famiglia abbastanza di 5 sto bene così. No, siamo abbastanza numerosi, tra nipoti e figlie. Metti qui. Signora, che cosa farà da mangiare per la famiglia? Niente, trovo pronto ciò. Semiprivilegiati. E lei con chi la passerà? In famiglia, con i miei figli. Che cosa farà da mangiare? Pasticcio con gli asparagi, poi l'arrosto, carciofi, cose di stagione. Cosa cucinerà? Devo fare il risotto con gli asparagi e dopo vedremo. E che cosa farà a Pasqua? Andrò dalla mia figliola a Treviso. Che cosa cucinerà o troverà pronto? Io trovo tutto pronto. Io sono Fortunella. Natale con i tuoi, Pasqua? Con chi vuoi? E lei con chi starà? Stiamo in famiglia anche quest'anno come tradizione. Che cosa farete a Pasqua? A casa, stiamo a casa. Sarà il menù? Menù tipico di giù perché io non sono di qui, quindi ci sarà l'agnello, agnello e piselli, queste cose qui, dolci tipici di giù. Ah, un menù di Pasqua? Sì, cucinerà mio figlio, pesce. Che cosa cucinerà a Pasqua? Non cura di decidere. E che cosa farete a Pasqua? Andremo in montagna a fare una passeggiata, un picnic. Una roba molto easy in compagnia di amici. Con gli amici? Sì. Bene, tra poco l'approfondimento con due ospiti, Alessandra Nava e Valentina Pillon. State con noi, a tra pochissimo. Distrutto. Eccoci qua di nuovo, parliamo di giustizia, parleremo anche di elezioni amministrative con l'avvocato Alessandra Nava. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Benvenuta, che anche, è avvocato penalista ed è anche candidata alle prossime amministrative a Treviso con il Terzo Polo. E saluto anche Valentina Pillon, candidata sindaca a San Biagio di Callalta. Buongiorno direttore, grazie mille. Grazie, buongiorno a entrambe. Partiamo dalla giustizia, abbiamo da casi di violenza che riguardano persone spesso che hanno problemi di salute mentale, purtroppo ne abbiamo raccontati tanti. L'altro giorno anzi abbiamo riferito del processo a carico del giovane che aveva ucciso sul Greto del Piave una donna che prendeva il sole. È stato un fatto raccapricciante. Avvocato, lei ne sta seguendo un altro, un ragazzo che è in carcere e in condizioni che lei considera non adeguate, no? Perché ovviamente si deve anche cercare di recuperare e soprattutto di curare persone che sono spesso lasciate senza controlli e senza un'assistenza di cui avrebbero necessità. Sì, ecco, io credo che per questi casi si debba partire dalla Carta fondamentale, perché poi specialmente in materia di giustizia e di diritti umani e di diritto alla salute non possiamo dimenticare che abbiamo una Costituzione che all'articolo 32 pone come diritto fondamentale quello alla salute, ma non fa un discrimine rispetto a chi si trova in condizioni di libertà e chi si trova invece in condizione di restrizione penitenziaria. Questo è fondamentale perché sempre la Costituzione ricorda che i trattamenti sanitari non possono mai essere obbligatori. Quindi significa che nel caso di soggetti che purtroppo sono affetti da diverse patologie che possano in qualche modo ridurre, se non escludere, la capacità di intendere e di volere, è purtroppo conseguenziale che non colgano l'importanza di poter eventualmente anche all'interno delle strutture penitenziarie usufruire di quei trattamenti che, tra parentesi, non possono per diverse ragioni essere poi del tutto adeguati e specifici rispetto alla malattia mentale
di ogni soggetto, ma comunque in un certo qual modo che potessero, per così dire, consentire loro di adattarsi al regime carcerario. Questo non avviene nella maggior parte dei casi. Io mi sto occupando appunto di una vicenda molto grave a mio parere, rappresento in questo momento anche i genitori di questo mio assistito, è un ragazzo giovane che peraltro è in restrizione per diversi reati ormai da più di qualche anno e personalmente, giacché mi occupo di lui da quando aveva sostanzialmente 17 anni, personalmente ho rilevato dei gravi sintomi negli ultimi 3 anni, gravi sintomi che noi, io e i familiari, abbiamo segnalato a diversi livelli, ma che purtroppo sono stati, ai noi, minimizzati. Sono stati minimizzati a tal punto, non sono stati riconosciuti, sono stati appunto sottovalutati in maniera tale che oggi questo ragazzo è affetto da schizofrenia, si trova ristretto in un penitenziario, peraltro ha girovagato nei vari istituti carcerari della nostra regione perché appunto mette in atto dei comportamenti gravemente lesivi per sé e anche per quando riesce a conviverci per il compagno di cella. Questo lo costringe a stare in isolamento, in totale abbandono dal punto di vista terapeutico e quindi, concludo per non rubare troppo tempo, ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale la sua pericolosità sociale, che non è criminologica, nel senso che non è insita in una volontà della persona di porre in essere degli atti lesivi nei confronti delle persone, della società, ma è una pericolosità sociale patologica che è nata, si è sviluppata ed è deflagrata oggi a causa della mancanza di assistenza che il sistema sanitario e anche quello penitenziario, mi permetto di dire lavorando da 30 anni nei carceri, suo malgrado, non è in grado di offrire in questi casi. Ci ritroviamo quindi con una persona che progressivamente sta passando da una iniziale situazione di disturbo di personalità ad una incapacità di intendere e di volere gravemente scemata. Se non ci sarà un rimedio, a breve sarà totalmente incapace di intendere e volere, e questo, a detta dello psichiatra, nonostante la sua patologia, se riconosciuta, se trattata adeguatamente per tempo, avrebbe impedito non soltanto per se stesso di avere una sorta di ergastolo bianco, ma anche nei confronti della società di evitare che gli ultimi reati commessi in un periodo in cui è rimasto in libertà soltanto per un mese abbiano potuto arrecare danno anche ad altre persone. Ecco, Avvocato, poi come sappiamo rispetto a reati di questo genere contro le persone, qui parliamo di violenza sessuale, aggressioni, eccetera, poi l'opinione pubblica è molto poco disposta in genere a comprendere che ci sono delle attenuanti o comunque a comprendere motivazioni che lei ha citato adesso, no? E si dice sempre, in genere l'opinione pubblica dice ecco, ha compiuto un delitto, adesso tirano fuori l'infermità mentale, no? Certo, allora guardi, mi faccia dire una cosa. Chi è affetto da patologie mentali e commette dei reati e diventa un pazzo che commette reati, quindi non una persona che commette reati perché è pazzo, sì. Viene appunto discriminato purtroppo dalla società, in quanto la rappresentazione che la società ha di queste persone è ovviamente impostata dal timore di quanto può accadere trovandosi diciamo, a contatto con queste persone. Io però vorrei anche dire una cosa. Allora, noi siamo una società civile che deve essere in grado di affrontare le situazioni peggiori, perché quando le cose vanno bene siamo bravi tutti e non c'è necessità di fare molto sforzo. Ma di fronte a situazioni difficili
Allora dobbiamo decidere da quale parte vogliamo stare. Noi vogliamo stare dalla parte della società e delle istituzioni che si occupano delle persone fragili e che hanno come obiettivo principale quello di consentire a queste persone di avere una qualità di vita per se stessi e per la società che sia la migliore possibile, mettendo queste persone nelle condizioni non di convivere fino a quando il trattamento farmacologico consente loro di relazionarsi più o meno in maniera accettabile e quindi far gravare sulle famiglie di queste persone totalmente il carico di una situazione così grave che espone le persone stesse, le famiglie stesse a un grave pregiudizio, perché purtroppo questo mio assistito la prima carcerazione lunga l'ha sofferta perché i maltrattamenti erano rivolti ai propri familiari. Certo. Successivamente la violenza viene sviluppata nei confronti delle persone al di fuori della famiglia, perché non si può vivere sempre rinchiusi dentro casa. Ma allora, se noi invece vogliamo essere quel paese che non viene costantemente sanzionato per la violazione dei diritti umani a vari livelli, lo facciamo nell'ambito degli extracomunitari, lo facciamo nell'ambito delle forme di restrizione personale che non sono conformi alle leggi, ma lo facciamo soprattutto nei confronti dei nostri concittadini, i quali per effetto di una normativa che oggi ha previsto la eliminazione degli OPG, restando nell'ambito penitenziario, gli OPG sono gli ospedali psichiatrici giudiziari che hanno sostituito quelli che erano i manicomi criminali e sono stati chiusi anche gli ospedali psichiatrici giudiziari per la situazione di estremo degrado nel quale si trovavano. E si è ritenuto, questo soltanto di recente, dal 2015, che queste situazioni dovessero essere affrontate diversamente. Caro direttore, la soluzione a oggi qual è? Molto semplice. Il carico viene riversato sui direttori delle case circondariali, degli istituti di pena nel momento in cui sono reclusi. Per lo più gli utenti non hanno quella assistenza anche di natura psichiatrica che è necessaria, perché purtroppo il malato mentale non è sufficiente che lo si veda una volta ogni 3 mesi, ma il monitoraggio deve essere costante, non si riesce a applicare una terapia adeguata, quando escono ricadono sulle famiglie. Avvocato, scusa, no, è stato molto spinoso, capisco. Non è facile così raccontare e spiegare che cosa succede in queste circostanze. Valentina Pillon, in effetti quello delle famiglie che devono poi gestire queste persone è un calvario spaventoso, no? Sono famiglie che se ne occupano direttamente, non hanno assistenza, magari sono assistenze intermittenti, durano qualche mese e poi non c'è più nulla. E ci sono anche casi di violenza all'interno delle mura domestiche, abbiamo visto cosa sta succedendo con le baby gang e molto spesso sono persone che hanno bisogno di cure, no? Non a caso molte subiscono dei TSO. Valentina Pillon, candidata sindaca a San Biagio di Callalto. Oggi purtroppo la nostra società ancora non ci mette nelle condizioni di poter far sì che le famiglie siano tutelate a 360 gradi quando si trovano in queste situazioni di difficoltà. È vero che gli enti locali in questo hanno una responsabilità non indifferente, ma è anche vero che le risorse che arrivano agli enti locali per intervenire direttamente con le famiglie sono sempre meno e davvero molto limitate. Oltre all'altro fattore che per poter intervenire ci sono un sacco di cavilli normativi, burocratici che ci impediscono un intervento tempestivo. In questo senso io credo che un'alternativa che potremo intraprendere come amministrazioni locali sia quella delle cosiddette co-housing, in modo tale che ci siano delle strutture che vengano messe a disposizione per far sì che all'interno dello stesso centro ci siano tutte quelle persone che necessitano dell'adeguata assistenza.
Ecco che allora, facendo rete, mettendo assieme dei professionisti che possono intervenire direttamente, si riesce sicuramente ad offrire un sostegno, un supporto, non solo a livello economico ma anche a livello morale, perché sappiamo bene che le famiglie, quando si trovano in queste situazioni di difficoltà, è vero che l'aspetto economico è fondamentale ed è un elemento su cui intervenire, ma c'è anche l'altro aspetto, che è quello del supporto morale, che risulta fondamentale, e quindi costruire attorno a tutto questo un percorso formato da professionisti del settore che facciano sì che tutti questi si sentano accolti all'interno di un percorso che parta sì dalla famiglia, ma passi attraverso le associazioni di volontariato e soprattutto dalle istituzioni, che giocano un ruolo fondamentale in questo senso. Per quanto riguarda poi il discorso della violenza domestica e delle baby gang, anche questo purtroppo è un altro tassello di degrado della nostra società. Dico di degrado perché purtroppo oggigiorno i nostri ragazzi, quando all'interno delle mura domestiche vedono e subiscono delle situazioni di violenza anche indiretta, portano con sé poi un background di esperienze che segna inevitabilmente il loro percorso di crescita e la loro infanzia. Ecco che dobbiamo intervenire da un lato per far sì che gli episodi di violenza non si verifichino, e quando questo succederà veramente saremo in una società completamente moderna e democratica, ma purtroppo è un percorso che richiederà ancora diversi anni. E dall'altro lato riuscire a fornire sempre ai nostri giovani un supporto. Dico supporto perché sicuramente il Covid ha portato a galla delle situazioni latenti che erano lì da diverso tempo e sono esplose, ed ecco che tutta la generazione dei ragazzi, non solo degli anni 2000 ma anche prima, sono continuamente alla ricerca del gesto estremo, e questo porta a far sì che si verifichino tutti quei fenomeni di baby gang che sono difficilissimi da controllare, difficilissimi da parte sia della famiglia ma anche della scuola e da parte delle associazioni che gli stessi giovani frequentano. Diventa fondamentale fare rete per far sì che si crei davvero una sinergia vincente e i nostri giovani che passano la maggior parte del tempo nella scuola vengano adeguatamente seguiti e tutelati sia nei processi che li vedono coinvolti in dinamiche che li mettono in difficoltà da un punto di vista relazionale, che anche da un punto di vista, come si diceva prima, ritorno sui bisogni sociali, che oggi sono sempre più dirompenti, da un lato perché effettivamente la nostra società di oggi ci porta a questo, ma dall'altro lato anche perché c'è molta più attenzione nel saper cogliere le varie difficoltà che colpiscono anche i disturbi dell'apprendimento dei nostri ragazzi. Allora, Valentina Pilone è stata campionessa italiana di pattinaggio, quindi un'atleta, una sportiva. Immagino che dovesse diventare sindaca, sullo sport e sui giovani avrebbe una particolare attenzione, no? Ma sì, sicuramente. Allora, la volontà di scendere in campo in prima linea parte sicuramente da una forte passione e dai valori che lo sport mi ha insegnato in questi anni, quindi sicuramente una determinazione e un coraggio che servono per metterci la faccia e scendere in prima persona e compiere questo passo importante. Mi sento investita di una responsabilità a cui metterò sicuramente tutto il mio impegno per portare avanti un progetto e una squadra. Lo sport mi ha insegnato tanto e sicuramente un occhio di riguardo sarà per le nuove generazioni e per lo sport, ma a 360 gradi per tutta quella che è la persona, perché credo che al giorno d'oggi tutte le nostre politiche attive che noi dobbiamo mettere in campo debbano guardare la persona. Io come giovane donna e anche sportiva trovo delle difficoltà se penso ai miei coetanei che devono appunto mettere su famiglia e radicare le proprie radici qui a San Biagio di Callalta, ed è il motivo per cui ancora di più io mi sento investita di un dovere di poter fare qualcosa per migliorare il mio territorio. Oltre a questo è chiaro che c'è un altro aspetto fondamentale e noi giovani abbiamo anche noi quella sensibilità che ci fa riconoscere quelle che sono le persone più fragili, e quindi qui torno al tema dell'inclusione. Dico questo perché noi siamo stati cresciuti sì dai nostri genitori ma anche dai nostri nonni, ed è proprio verso la terza età che noi dobbiamo far sì di poter mettere in atto tutta una serie di azioni che li tutelino. Parlo di questo perché oggi nel nostro territorio manca un'adeguata attenzione per quanto riguarda sicuramente un centro diurno loro dedicato e per tutta una serie di politiche rivolte all'assistenzialismo affinché non vengano lasciati soli. Il tema dell'isolamento degli anziani è un tema davvero sentito e su cui mi batterò in prima linea, perché meritano la giusta dignità per far sì che tutta la loro, diciamo così, convivenza nell'età post-lavorativa sia il più possibile serena e attornata dagli affetti, perché
molto spesso si ritrovano appunto soli, e le difficoltà del giorno d'oggi è anche che abbiamo una vita davvero molto frenetica e le famiglie moderne fanno fatica ad organizzare il loro tempo in questa direzione. Bene. Ecco che il mio impegno sarà sicuramente massimo per tutelare tutti gli aspetti sociali del nostro territorio. Bene, parleremo ancora delle amministrative, ovviamente a San Biagio di Callalta e in tutti i comuni in cui si vota. I riflettori sono puntati su Treviso e Vicenza. Avvocato, lei immagino che da candidata e poi se dovesse essere eletta si impegnerà soprattutto sul versante di cui si occupa tutti i giorni, no? Penso che sia quello un obiettivo da raggiungere anche nelle amministrazioni pubbliche. Sì, certo. Io personalmente, come è noto, ho aderito al progetto portato avanti col Terzo Polo già in occasione delle politiche, e quindi diciamo che condivido appieno, l'ho fatto anche prima che si giungesse alla formazione di questo nuovo progetto politico nel mio partito di appartenenza, che è e rimane quello di Italia Viva, oggi assieme ad Azione naturalmente, certo. Ma è un progetto che ha sempre posto in rilievo, in primo piano, i diritti umani. Ecco, quindi io mi sono sempre riconosciuta e continuo a riconoscermi in questi nostri valori fondamentali che servono naturalmente affinché poi una società civile riesca ad essere inclusiva e riesca a non lasciare mai indietro nessuno. Questo per noi è fondamentale, quindi anche per la città di Treviso, che pure per carità sappiamo bene tutti dal punto di vista dell'amministrazione riscuote anche un discreto successo da parte, insomma, dei cittadini, ma Treviso è una città comunque migliorabile. E noi abbiamo come è noto, un candidato sindaco che è Nicolò Rocco, che ha una visione futuristica della città, è un amministratore uscente anche lui, che è di grande esperienza, però noi nonostante appunto siamo consapevoli di quanto è stato fatto per la città, crediamo che molto altro ancora si possa fare, proprio per questa visione che abbiamo ulteriore, che riesca in qualche modo a intercettare anche, diciamo, quelle sacche di concittadini le cui difficoltà per svariate ragioni non sono state poste al centro, e che secondo noi è invece importante che diventino anche un nostro impegno preciso rispetto alle esigenze, e ce ne sono nonostante tutto, insomma, che meritano di essere oggi affrontate e risolte. E oggi sui diritti c'è un grande dibattito, anche uno scontro politico di cui diamo conto quasi tutti i giorni. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo per la chiusura. Eccoci di nuovo con Focus TG, siamo in compagnia dell'avvocato Alessandra Nava e di Valentina Pillon. Abbiamo parlato di diritti, vediamo cosa succede con l'Associazione dei Veneti Schiacciati dalla Crisi, con la colonna di tutta questa attività che è Mirella Tuzzato, con Sveglia Veneti, sempre a disposizione di chi ha bisogno. In questi giorni ci sono, oltre alla spesa alimentare, anche l'uovo, la colomba, decine di assegni per le famiglie che sono in difficoltà. Vediamo. Questo assegno è per i piccoli problemi che ci sono in ogni famiglia, diciamo così, che si sono magari accumulati. Come ogni mercoledì, Veneti Schiacciati dalla Crisi porta un po' d'aiuto a chi, e purtroppo sono molti, deve scegliere se fare la spesa o pagare le bollette. Come ogni mercoledì, nella sede del Banco Solidale, in provincia, a Treviso, sono tante le famiglie che ritirano una spesa alimentare consistente grazie all'associazione della nostra Mirella Tuzzato e dei tanti cittadini generosi che sostengono l'iniziativa. Ma ora è Pasqua e così, oltre alla spesa, c'è qualcosa di più: la colomba, l'uovo e un aiuto economico. Sono felice e ringrazio molto la Mirella, che se non era per lei in questi 8 anni che io vengo qua, non saprei come aver fatto, insomma. Posso dire grazie ancora poco.
Le sarò sempre grata. È festa, sta arrivando la Pasqua, i nostri amici abbiamo comprato le uova, le colombe e stiamo dando qualche piccolo assegno nei casi nei quali abbiamo verificato che c'è una vera necessità e soprattutto sono persone anziane. E buona Pasqua a tutti e grazie a quelli che ci hanno aiutato per fare queste cose qui, perché noi senza di voi non avremmo fatto niente, cari amici. Veneti schiacciati dalla crisi ha iniziato con Mirella la sua attività 10 anni fa, pensando che fosse temporanea, invece c'è sempre più bisogno. Sono 250 le famiglie aiutate, 43 gli assegni consegnati in un giorno prima di Pasqua. Queste famiglie sono veramente grate perché questo aiuto un po' anche inaspettato per loro, c'è qualcuno che ha pianto quanto gliel'abbiamo distribuito. Grazie Mirella, sei grande. Tieni, mettilo in tasca. Ok. Sì. Grazie Mirella. E buona Pasqua. Grazie mille di tutto. Mi sono emozionata. Se io pago le bollette non mangio più. O mangio o pago le bollette. Buona Pasqua a tutti. Date qualcosa a chi ne ha bisogno, guardate i vostri vicini se hanno bisogno, perché la prima assistente sociale è il vicino di casa, no? E poi grazie per averci aiutato, speriamo che abbiate veramente una Pasqua felice. Buona Pasqua a tutti! C'era anche Leopoldo Bottero che era qui a Focus ieri sera. Allora chiudiamo qui proprio un pensiero, credo che lo si debba rivolgere alle famiglie, alle persone che sono davvero in grandi difficoltà in un paese che è pieno è ricco di contrasti, no, Avvocato? Sì, è una sfida che non ha bandiere. E l'associazionismo naturalmente è una colonna portante per l'Italia e mi verrebbe da dire anche purtroppo, nel senso che non possiamo sempre pensare che ci si possa sostituire allo Stato, però sono persone meravigliose che meritano ogni apprezzamento, quindi per fortuna che ci sono. Valentina Pillon? Anch'io condivido quanto già detto dall'Avvocato. Veramente Veneti Schiacciati dalla Crisi è un'associazione che, come altre del nostro territorio, offre un servizio alla cittadinanza, soprattutto alle persone in difficoltà, dove talvolta altri enti non riescono ad arrivare. Quindi massima solidarietà, massimo sostegno, non solo morale, ma anche con azioni concrete verso queste realtà che sono un tessuto prezioso per il nostro territorio. Bene, grazie davvero, grazie molte alle nostre ospiti grazie, e buon direttore, lavoro in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. Vediamo adesso un'intervista di Ilaria Marchiori all'avvocato Maurizio Paniz, che è presidente di Autovie Venete, del CDA di Autovie Venete, ma insomma è un principe del foro, ha difeso Elvo Zornita, è un legale di cui tutti apprezzano le grandi capacità. Vediamo cosa ha detto oggi. Presidente, allora, fondamentale l'attenzione di chi è alla guida. Direi che è assolutamente essenziale l'attenzione di chi è alla guida. Noi possiamo fare tutto dal punto di vista della struttura, dal punto di vista della cartellonistica, dal punto di vista delle segnalazioni luminose, per indurre ad essere attenti e a prevenire la possibilità dei sinistri, ma se non c'è la collaborazione degli utenti della strada non si raggiunge nessun risultato ed è fondamentale soprattutto in 3 ordini di direzione: l'uso del telefonino, che è drammaticamente pericoloso, la distanza di sicurezza, soprattutto quando ci sono dei rallentamenti, e la velocità. Sono 3 cause che determinano sinistri e rispetto ai quali solo la collaborazione dell'utente è decisiva. Per quanto riguarda la terza corsia? I programmi sono assolutamente che nel 2001 e nel 2005 il mondo politico che allora governava ha deciso le tempistiche di esecuzione dei lavori per la terza corsia. Siamo addirittura in anticipo sui tratti che sono stati consegnati negli ultimi anni e siamo in anticipo anche sugli ultimi 24 chilometri che dovrebbero congiungere San Stino attraverso San Donà a Portogruaro.
Per questi 24 chilometri la tempistica prevista contrattualmente era dal 2023 al 2026 con un anno di ritardo autorizzato per la vicenda Covid, quindi dal 2024 al 2027. In realtà non inizieremo affatto nel 2024 perché abbiamo già iniziato nel 2022 le opere. Sono in corso di esecuzione già una decina di cavalcavia, che sono le opere più importanti, sono in fase di completamento le procedure di esproprio, che se richiedono tempo eccetera. Dobbiamo ringraziare i presidenti del Veneto e del Friuli che già un anno fa hanno consentito uno storno di fondi di bilancio, permettendoci di avere in anticipo alcune risorse che poi abbiamo progressivamente restituito e che servivano per poter iniziare in anticipo rispetto alla programmazione originariamente individuata. Ecco. Prospettiva e tra questi anche il casello dell'Isert, una possibile terza corsia su Trieste è pensabile e entro quanto? Secondo me è pensabile, bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna cambiare la progettazione attuale, completiamo però prima i programmi rispetto alla terza corsia che è già stata decisa, intanto stiamo lavorando sul casello di Lisert in modo da averlo già pronto per un eventuale intervento significativo. Lì sono andate deserte le 2 aste che erano state previste perché la situazione del costo dei materiali è stata fortemente modificata, come tutti sanno, l'anno scorso. Adesso lo riproponiamo in asta, penso che ci sarà la partecipazione perché adesso il mondo si è calmierizzato dal punto di vista dei costi, quindi penso che si potrà arrivare anche a quel risultato. Ovviamente noi pensiamo 24 ore su 24 a quelle che possono essere le migliori soluzioni sia per garantire i traffici più scorrevoli all'utenza sia per preservare la sicurezza degli utenti stessi. Lei ha detto che la sicurezza, garantire appunto la sicurezza è proprio la vostra priorità, che ogni minima cosa che accade voi la attenzionate proprio per migliorare. La centrale operativa della nostra autostrada, degli Autovie Venete, lavora 24 ore su 24. L'autostrada è monitorata minuto per minuto attraverso le telecamere, attraverso una verifica di quello che succede. Se un camion perde un pezzo, cosa che succede molto di frequente con i carichi, perché sono circa 3.000 gli interventi che in un anno vengono fatti, quindi non è di poco conto solo per seguire questo settore, ovviamente ci preoccupiamo immediatamente. Sicurezza è un bene primario sul quale noi dobbiamo fare la nostra parte e vi assicuro che ogni qualvolta succede qualche cosa la nostra preoccupazione è che non succeda più e quindi di cercare di trovare, anche inventando, dei rimedi nuovi, delle strategie nuove per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Questa è la parte dell'intervista a Maurizio Paniz in cui si parla della terza corsia dell'autostrada Venezia-Trieste. Stasera nei telegiornali daremo anche quanto ha detto l'avvocato Paniz su una bomber, sull'inchiesta riaperta per una bomber. Grazie a tutti, grazie per averci seguito fin qui, buona giornata, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, a più tardi.